bilancio di governo nell'ambito delle politiche sociali nel territorio. Ascoltiamo in proposito il Presidente della Regione, Nello Musumeci. Io mi ritengo soddisfatto delle politiche sociali che abbiamo avviato, se si tiene conto che abbiamo iniziato da una condizione di obiettiva difficoltà, nel senso che le risorse nel passato verso le politiche sociali per le donne non apparivano sufficientemente copiose. Abbiamo fatto con il nostro assessorato, ma con un coordinamento di tutti gli assessorati, tutto quello che potevamo fare. Penso per esempio al sostegno alle donne di colore che venivano in Sicilia credendo di trovare l'Eldorado e trovavano invece una vita di stenti, di sfruttamento ai bordi delle strade in attesa che si fermasse un cliente. Ecco, noi abbiamo impegnato decine di milioni per recuperare queste donne sfortunate e che oggi hanno imparato un mestiere nell'artigianato e che sono pienamente inserite nella vita sociale. È soltanto uno dei tanti esempi che ancora meritano attenzione, meritano mobilitazione delle istituzioni, meritano un sistema di rete grazie al quale sarà possibile ottenere migliori risultati. Ma quando parliamo di politica femminile parliamo soprattutto con l'onorevole Savarino, che non perché donna ma perché deputata ad occuparsi di questa materia ha potuto approfondirla e poi, se mi consentite, c'è la sensibilità della donna.